bentrovati a Lo Sapevo, avete già visto le proloco inquadrate, già qualcuna in versione natalizia, effettivamente manca poco a Natale, qualcuno ha voluto già proporsi in una versione festaiola. Allora andiamo subito da loro, dalla proloco di Attimis, capitanata da Marco, tutti natalizi. Bentornati. Buonasera a tutti. Abbiamo le spillette luminose, i braccialetti, i calzetti, non vado avanti, tutti natalizi. No. Come sì, mai? siamo natalizi perché noi già iniziamo con i primi di dicembre, con le nostre manifestazioni di Natale, quindi abbiamo detto stasera facciamo la grande. Quindi... Poi ne parleremo sicuramente, parleremo anche delle iniziative della Proloco di Casarsa con il capitano Franco. Bentornati! Grazie. Grazie. Per voi il Natale arriva tra poco, Sì, con calma, anche perché insomma no, ce n'è da festeggiare, appunto. Quindi anche io farò così, la prossima settimana sarò più in versione natalizia e ci sarà in studio anche Babbo Natale. Questa sera invece non c'è Babbo Natale, ma abbiamo un filologico sempre molto il più giovane, il più elegante, il più simpatico. Ogni tanto. È il nostro Enrico Radivo, eccolo qua. Buonasera a tutti. Alexis, non sto esagerando sempre, dopo tu sai che mi emozioni. No, allora, il più giovane sicuro. E fra i filologi sì, anche perché... il più elegante anche. Sì, anche perché fra noi, il mio competitor è Claudio, che non è né giovane né elegante, quindi... Però... ci sarà la sorpresa di Natale proprio con Claudio sì, Romanzini. Quindi anche lui ha delle qualità, porterà la sorpresa di Natale proprio. Ma come sarà il friulano questa sera? Facilissimo. Sì? Sì. Ecco, salutiamo naturalmente la Società Filologica Friulana. Sì, non tu mi has fatto del mio benessere, quindi benessere a lui da parte me e di tutta la Società Filologica Friulane. Bene, i nostri capitani sono pronti, hanno studiato il friulano, avete fatto ripetizione, giusto Franco? Sì, certo. Voi parlate in friulano? Sì. Poco? Sì? No, lo parliamo. Lo parlate, sì, perché sei nelle il zone... nostro friulano, ma... Il nostro friulano, giusto. Attimis invece... Sì, va alla grande il friulano. Va alla grande. Ma Come anche altre lingue. Va bene. Allora vediamo come siete preparati questa sera, soprattutto nei quiz. Quindi partiamo subito con il primo cubo virtuale, il primo argomento. Vediamo chi è più sportivo tra Attimis e Casarsa. Parliamo di Annibale Frossi di Muzzana del Turniano, vinse l'oro alle Olimpiadi del 1936 in Germania. In che sport? Allora, 100 metri dice Attimis non è corretto, Casarsa può ancora rispondere tra pugilato, calcio e sci. Ed è calcio. Allora, sei andato a... Hai visto la maglia? Vedi che gli occhiali funzionano? Ho detto, non mi sembra vestito da sciatore. Bravo, vedi che funziona, con gli occhiali vedi tutto. Meno male, no? Sì. Meno male. Bene, allora, invece voi vi siete buttati. No, veramente mi hanno suggerito esatto, Male. sono io che ho schiacciato... Parciale cianciocchiai. Vabbè dai, andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale e quindi vediamo se Attimis vedrà meglio la risposta del prossimo quiz. Cultura, avete più tempo e più punti in palio. Il 23 novembre scorso la Filologica ha festeggiato quanti anni? 103, 111, 107 e 98. Avete anche più tempo per pensarci, ancora 22 secondi. E Casarsa dice 103, bravi. Enrico, tutti questi 103 anni te li ricordi? Sì, io non eri io non c'ero quella volta, però sì, sono proprio 103 anni, perché era il 23 di novembre del 1919, quindi la risposta è corretta. Società Filologica Friulana nasce a Gorizia, quindi fra i pari fondatori ricordiamo sicuramente Ugo Pellis, che era un linguista goriziano, è appunto per questo che la società nasce a Gorizia. Decidin subito però di avere la sede a Udin, quindi capitale storica dal Friul, e ha deciso già in queste prime assemblee di dedicare la Società Filologica Friulana a un glottologo anche goriziano che era Ascoli.
In temps attuali, anche che stanno, diciamo, i festeggiamenti vanno in avanti in per un par di giorni, perché dopo il 25 di novembre, giornata di Santa Caterina, viene presentato il Strolik Furlan, quindi l'almanacco Furlan, che stanno dedicata agli animali in arte dal Friul. Strolik Furlan che è curato da un par di anni da Danny Pagnucco, quindi anche che stanno in festeggiato con la presentazione da Strolik in filologiche proprio qui a Udin. Presentazione da Strolik che era anche il professor Enos Costantini, che hanno fatto una bellissima introduzione sugli animali dal Friul, e quindi i nostri festeggiamenti per i 103 anni sono infatti anche in Casmut. Bravi, complimenti alla Società Filologica Friulana per questo risultato. Ed ora andiamo, Franco. È già che sbuffi? No, no. No, Respiro. è la tensione, no? Respiro. È la respirazione. Esercizi di respirazione. Tu ne sai qualcosa? Sì, Sì? io medito spesso, Alexis, in Furlan però. E invece ad Artemis non respirano, non fanno... Per no. adesso no. Vabbè, andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, così poi vediamo che è la situazione delle Proloco. Quiz. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Che novità introdusse nel Settecento in Friuli l'imprenditore di Fagagna Fabio Asquini? La lavorazione della seta, l'automobile, la coltivazione delle patate e la macchina a vapore. Non è la lavorazione della seta, ma la coltivazione delle patate. No, l'ho letto. Allora Franco, che cosa hai visto per capire? No, stavolta mi ricordavo, ho un po' escluso le cose, mi ricordavo però che quella delle patate era stata una cosa del periodo effettivamente, di quel periodo lì. Bravo. Sembrava prima, invece era in quel periodo. Sì, bravo. Allora, vediamo la situazione adesso, perché Casarsa è in vantaggio, immagino, dopo le 3 risposte date correttamente. 16 punti Casarsa, Artemis ancora 0, ma insomma andiamo avanti, ci sono tanti altri quiz e giochi in friulano. Quindi vediamo il prossimo cubo virtuale, l'argomento. Enogastronomia, anche qui avete 15 secondi da 2 a 5 punti in palio. Tipico piatto della cucina povera a base di polenta e latte, meste, quince, on, squette. Vedi che sul mangiare Artemis non sbaglia. La preparate, la mangiate, voi avete un cuoco qui presente che prepara sempre il riso con le fragole. Abbiamo il nostro chef, sì, ma adesso... L'uomo che cucina, beh insomma. Ma lo prepari questo piatto, no? Solo... Lo prepareremo al Giro Presepi e le ricette della tradizione che faremo il 22 di dicembre. Bravi? Ecco, per quello eravate preparati. Sì, per quello. Bravi. Bene, allora andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Vogliamo sapere come si chiama il nuovo settimanale in lingua friulana lanciato poche settimane fa dal gruppo Media Friuli? Gnovis, la Pate del Friul e la Voce del Furlans. L'ho comprato oggi. Bravi. L'ho comprato oggi. L'hai comprato oggi e quindi, bravo, non potevi non saperlo. L'hai già letto? Sì. Tutto? Beh, non è non è grandissimo. che è un librone. No, però ti piace leggere in friulano. Sì, perché sì, non è... se no, Ci era preparato per studiare da me, che mi domandi che le sugnovi, siccome il... bisogna lei, perché se no... Bravo. Allora, vediamo la situazione del punteggio, quindi dopo queste risposte. Casarsa 21, Artemis 5. Quindi adesso, caro Marco, avrai tu la possibilità di rispondere per primo al proverbio di questa sera, che lanciamo e poi andremo in pubblicità e quindi ci penserai con i tuoi compagni. Lo vediamo e lo legge il nostro filologico più giovane del gruppo. Allora, il primo proverbio in furlan che andiamo a proporre guardalo in grafica che sia quello. Sì. Ale che sta qui, sì. Al disfortunat i pluv sul cul anche sale sentat. Ecco. Quindi come esempio domandin non è traduzione letterale dal proverbio che usa il torni a lei, al disfortunat i pluv sul cul anche sale sentat, ma domandin c'è che vuol dire che è proverbio qui, quindi il significato del proverbio detto in ates paraules. Franco, stai in silenzio che sei microfonato.
anche perché per primi risponderanno loro, solo se sbaglieranno daremo la parola a voi. Insomma, sei agitato? Calmatelo, perché si vede che... Sto zitto. Cosa? Sto zitto. No, perché così. Perché Marco, tocca a te, quindi noi ti diamo un po' di minuti di tempo, ti consulti con l'assessore, che saluto, che già sorrideva, no? Leggendo il proverbio. Simpatico come proverbio. Il microfono. Molto Molto simpatico, ma e adesso veritiero. ecco, vi confronterete e darete la risposta. Dopo la pubblicità, Enrico, ci ritroviamo. Lo sapevo, tra poco. Eccoci qui, bentornati a Lo Sapevo con le Proloco di Attimis e Casarsa pronte a giocare, ma in particolare la Proloco di Attimis pronta a dare la risposta al primo proverbio della serata. Ma lo rivediamo, lo rileggiamo con Enrico, vediamo. Allora, il primo proverbio che Sinlasa propone un snot ai nostri ospiti è che al disfortunato ai pluv sul cul anche se l'è sentato. Quindi come sempre domandavi non una traduzione letterale dal proverbio, ma un significato per il proverbio detto in ates paraules. Caro Marco, ti sei confrontato con i Sì, tuoi compagni? abbiamo un po' di dubbi, ma pensiamo che colui in genere che ha sfortuna può fare qualsiasi cosa, ma purtroppo quella sfortuna lo accompagnerà per sempre. Mi sentiresti di anzi, punto a capo, approfondisci un po' meglio, quindi tu sei su per strade giuste, prova un po' A di Alc. sì, a dirlo in un attimo, dai. Allora, in generale, anche se uno si impegna al massimo, ma se dalla sua parte non c'è la fortuna, purtroppo le cose non gli andranno bene comunque. Dai, podin dare la risposta giusta ai amici di Attimis. Grazie. Quindi, Allora, 5 punti per Attimis. un'altra lettura potrebbe essere appunto che la robe avanti, ciumucandi là, non si può fare nulla, appunto, ciumucandi già anche qua, ci sono le sfortunate, al resto è sfortunato, quindi questa era la traduzione più leale a che letterale, però al poter rientrare il discorso dal destino, dal fatto di cambiamento, però la risposta è esatta. Bene, allora 5 punti conquistati da Attimis, ma andiamo avanti, caro Franco, ritorniamo con le vostre pulsantiere, andiamo a vedere i prossimi quiz, quindi cubo virtuale. Prossimo argomento, vediamo. Territorio, anche qui 15 secondi da 2 a 5 punti, vogliamo sapere quale comune riporta sullo stemma la data del 9 ottobre 1963. Drenchia, Sauris, Vajont, Erto e Casso? Bravi! Questa volta sono stati veloci, ragazzi sì, di Attimis. sono stati veloci, hanno fatto di corsa all'era proprio Erto e Casso, quindi la data è che la Savares dal disastro dal Vajont, quando la nota appunto dal 9 ottobre del 63, a 10:32 di sera, circa 270 milioni di metri cubi dal Monte Toc a son con las denti dalla gutta che era formata da urda dighe dal Vajont. Quindi con queste onde di anche le sto stimate 250 metri di altezza, che là a chiappadenti i paesi di Erto Casso, oltre che a tutte le frazioni, che dopo si è riversate lungo la val dal Rio Vajont fino a Longaron, che ha portato alla morte di più di 1900 persone, di cui tanti frutti. Tutte queste robe succedute in 4 minuti. Quindi in 4 minuti la storia di un'intera valle è cambiata. E quindi alle giustizia che questo paese hanno deciso di mettere queste date simbolo per questo paese sul loro sistema comunale. Grazie Enrico per averci fatto questo excursus storico. Grazie e complimenti, dobbiamo fare l'applauso Enrico perché è sempre preciso e puntuale. Allora, vediamo, chiedo alla mia regia se è possibile vedere il punteggio dopo queste risposte date da Attimis, quindi vedete che si avvicina anche Attimis, 15 punti, Casarsa 21. Andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento del quiz.
Sport, parliamo di Milan. Nel 1955 vinse lo scudetto, ma come si piazzò quell'anno l'Udinese? 12ª, non giocò, seconda, ottava. Quell'Udinese lì. Quando il Milan vinse lo scudetto. Si classificò seconda. Franco se lo ricorda? Perché era un anno, è arrivata, ho detto probabilmente non mi ricordavo esattamente quell'anno lì, però hai visto la che... foto grazie ai tuoi occhiali e sei ricordato, no? Occhiali magici. Bene, dai, andiamo avanti e proseguiamo con i nostri quiz, vediamo qual è il prossimo argomento. Enogastronomia, attimi su questi temi, sono sempre bravi. Vediamo se anche qui, che caratteristica ha la rapa utilizzata per fare la brovada DOP? Le radici prensili, la linfa zuccherina, le foglie rosse, il colletto viola. La brovada. Qui sto giro ha risposto Casarsa. Sì, la brovada. Chi è che ha dato il suggerimento? No, lo sapevo io. Lo sapevi tu? Ti piace la brovada? Sì. Anche a voi, però... Non la faccio io. Schiacciato un millesimo dopo. Vedi, è stato veloce Franco. Sì. E allora ci dice qualcosa? Sì, la provata mi piace anche a me, sono due che a me no, ovviamente memari. Allora salutiamo, però a me fa il frico e tu mangi la brovada, va bene? Va bene, va benissimo, va benissimo. E appunto è la brovada è DOP, quindi la brovada si può fare con qualsiasi ra. La brovada è DOP, quindi che seguisce il disciplinar per la DOP, è un ecotipo locale che sono rage blancs con appunto che collet viola. Brovada è DOP che appunto il disciplinar al dice che i paesi dove può essere coltivate queste brovade andano a essere tas province di Pordenone, Udine, Gorizia, a un'altitudine sotto i 1200 metri, che questa ragia può essere chiamata su nome dal periodo che va da settembre a dicembre, che la macerazione adesso è fatta in vinace da settembre al 30 di marzo e dopo non resta nome che mangiale. Andè notizie da brovade, quindi già di tutto il metodo che veniva fatto per fare a metà del 1400, quindi pensate furlans da c'è tanti team che sono da ora a fare brovade, anche perché, come avevi visto tu prima, la scartufula arriva in nome a metà del 1600 qui da noi, quindi prima ci mangiava in nome Raj e Capuz. Bene, bravo Enrico che mangia anche la brovada. Lo chef prepara la brovada, il cuoco di Attimis. Prendi il microfono e dimmi sì. Sì, lo faccio. Però la mangi anche di più? Sì, certo. Quando l'hai già Mi preparata piace. sto anno o la preparerai per Natale? Sì, l'abbiamo fatta adesso per il pranzo diciamo comunitario del comune di Attimis il 4 dicembre e adesso per il 22 ne facciamo ancora per il 22 e il 23. Ancora brovada? Brovada e musette. Benissimo, bene. Bene, allora come? Lì sì. Ecco, vi invita tutti. L'hai detto in trasmissione? Comunque l'invito è rivolto a tutti quanti perché il 22-23 poi spiegherà bene il Presidente, c'è questo giro presepi, che accenderemo i presepi, c'è le ricette della tradizione, come dirà, può spiegare meglio lui, e tutti quanti gratuitamente mangiano e bevono. Allora appuntamento da non perdere per voi. Bene, tocca fare un po' di più di brovada allora, mi sa. Dopo questo annuncio. Andiamo invece a vedere il prossimo argomento, il prossimo cubo virtuale. Cultura, qui avete 30 secondi e più punti in palio. Vogliamo sapere chi sono i due santi protettori del Friuli, Ermacora e Fortunato, Girolamo e Cromazio, Cosmo e Damiano, Casarsa. Sono veloci. Velocissimi. Franco. Quello. Guai se no, però sai, se magari era più veloce lui. Sì, invece... chiaro. Bravo. Andiamo subito a vedere il prossimo quiz e poi vedremo com'è la situazione del Proloco. Vediamo l'argomento. Ma no. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Con quale nome era conosciuto prima del 1478 il paese di Villa Vicentina? Castiglione, Camarcio, Camolli, Casotto. Villa Vicentina. Non era Castiglione, quindi una tra Camarcio, Camolli e Casotto.
Camarcio. Camarcio, proprio giusto. Franco, sta quiet, che adesso Enrico ti spiega. Ti dice come mai. Franco, qual era il problema? Qual era il problema? Ci stavi su discorrendo? No, io pensavo dopo che hai sbagliato. Il Casut sono zona di Sacile. E quindi perché avessi messo un calere da zona di Sacile, se sapevi che non era in che. Perché gli occhiali sto giro l'hanno Ho messo in sbagliato. confusione. No, ho sbagliato tutto. E allora appunto Camarcio lo dice il nome stesso, Marcio, Freit, perché da ese il paese allora è tapalut. Quindi vi tracce di Camarcio già iscritto dal 1200. Quindi per quasi 250 anni il paese si è chiamato Camarcio, appunto perché era in una zona paludose. Che succede alla fine del 1400 che arrivano i turchi in Friuli e quindi Vignegie, che dominava il Friuli in quel periodo, ha deciso di fortificare e di ripopolare certe aree, fra cui queste qui. E quindi il paese di Camarcio al ven chiamato che viaggio Villa Vicentina, appunto perché al ven costituito una ville, un paese fortificato che coventava per difendersi dall'invasione dai turchi. Villa Vicentina che dal 2018 fa comunque un flumigel, ci sono fonduti associati, quindi tal comune di Fiumicello, Villa Vicentina. Bravo Enrico! Adesso vediamo com'è la situazione delle Proloco, quindi il punteggio tra Attimis e Casarsa. Casarsa 37 punti, Attimis 15. Quindi sarà il nostro Marco, capitano di Attimis, a scegliere la busta per il nostro gioco del friulano. Ma parte prima il jingle, lo fa partire la nostra Martina Beraldo. Sì o no? Tradolingue, la 1 o la 2? La 1. La 1. La 1. Tu, insomma, ormai sei un esperto, no? Sì, perché qua hai fatto espertissimo. diverse edizioni anche online, anche appunto giocando da casa, non era mica Sì, semplice. sì, sì. Quindi Eri anche io che il viaggio, eri anche io. Anche sì. Eri io te, lui a casa. Quindi questa volta hai scelto dal friulano all'italiano. Tu mi dirai l'italiano e io in friulano. Com'è la situazione? Meglio? Sì, meglio, meglio. Spero. Vediamo Partiamo, adesso. le 10 parole, la prima e poi noi lo sentiremo in italiano, il nostro Marco, capitano di Attimis. Vediamo. Fuc, Fuoco, fum, fumo, fumate, nebbia, fritule, frittella, quince, condimento, polse, riposo, No. fuc, fuoco, fumo, fum, nebbia, fumate, fritule, fumate, frittella, detto? condimento, Quince, polse, polse. aspettare, aspettare robe. attesa, Sì, a te va bene. Cret, cima, Va bene? crepe, sasso, No. no, fuc. fuoco, fumo, Ah, il tempo è scaduto, Scaduto il scusami. tempo, scaduto. Allora, fino a crete, quindi 7 parole su 10. Crepe era coccio, terracotta, Sì. ceramica. coccio. Poi c'era sgrife, artiglio. L'artiglio. E la recipe. Recipe. Con la Z tu mi Ah, o come da recipe. qua, o recipe e la ricetta. La ricetta, quindi 7 punti su 10. Bravo Marco. Caro Franco, oggi hai letto la voce dei Furlans e quindi dovresti essere preparato. Ma prima andiamo in pubblicità e poi daremo a te la possibilità di fare il gioco in friulano con le 10 parole. Ci vediamo tra poco, lo sapevo. Eccoci, bentornati a Lo Sapevo con le Proloco di Attimis e Casarsa, e in questo momento è ancora in vantaggio Casarsa, giusto Franco? Sì. Circa, vabbè.
Vabbè, non Ancora sei lunga. convinto perché adesso è arrivato un momento, ancora come dire, lunga. teso, no? Per le Prolocco. Perché questa volta io dirò le parole in italiano e tu in friulano, ma tu dovresti essere preparatissimo, visto che leggi i giornali in friulano quotidianamente. Settimanalmente. Adesso partiamo con la prima parola che io dirò in italiano. Vediamo qual è. Gatto, Gat, cane, Cian, pane, Pan, casa, Ciase, chiesa, Ligia, campanile, Campanile, sagrato, sagrato. Non c'è nessun articolo sui sagrati. Sagrato, Sagrestano, sagrestano, Muini, chierichetto, Mocul, Sì? tonaca, Tonaca, cosa ha detto? No, hai capito. No? Tonache no, No. tonaca Gatto, Gat, cane, Cian, pane, Pan, casa, Ciase, chiesa, Ligie, tempo Chiam- scaduto. Boh, vabbè. 9 su 10. Bravi però, bravi. Tonaca, Grazie. tonaca, tonie o tunie? Sì, la tunie o la toni. Tunie, Tunie o toni. Vedi Franco, vero, ti è vero. venuta su dopo? Sì. Allora, vediamo la situation, che in friulano si dice situation. La situazione, sì. Allora, Casalsa 46, Attimis 22, dopo anche la conquista di 9 punti nel gioco in friulano. Marco. Dimmi. No, voi siete nella versione festaiola, ma adesso Sì. insomma concentriamoci con i prossimi quiz, quindi partiamo con le vostre pulsantiere e tutti gli altri quiz. Ma lo dico perché insomma vi riprenderete adesso, dai. Sì, sì, sicuramente. Vediamo. Territorio. 15 secondi da 2 a 5 punti. Casanova, Ceresetto, Fagnacco, Nogaredo di Prato sono frazioni di quale comune? Martignacco, Merito di Tomba, Pagnacco, Pasen di Prato. Lo sapevi. Lei lavora, Franco, tu lavori dove? No, sono in pensione. Ah, ecco, quindi fai il giro, vai a fare le passeggiate in tutte le frazioni, giusto? E quindi le conosci tutte, giusto? Vabbè, questa E invece le qui come conoscevo. com'è? È sempre molto più veloce. Sì. Franco, dicono che devi andare Tutti piano. mi dicono di calmarmi. Vabbè, dai, andiamo avanti, andiamo a vedere i prossimi quiz. Dovete prendere mano, dai, con la pulsantiera. 30 secondi, più punti, più tempo per rispondere. Lo scolpimento dei 4 presidenti USA sul monte Rushmore fu diretto dal friulano Luigi Del Bianco quando? 1927, 1941, 1945, 52, 58, 69, 81, 1881, 1898. No, non è la C. E non è neanche la B, ma è la A come qualcuno aveva ipotizzato qui. Ecco. Vabbè. Franco, che c'è Franco? Franco, devi calmare? No, perché non sento lui. Come no? Allora, Ho un problema, se gli vedi, occhiali vedrò, funzionano ma bene, non sento ci sono dei l'orecchio problemi di sinistro. udito, ma ci sono diverse offerte, no? Quindi eventualmente puoi trovare delle soluzioni valide. No, vabbè. Adesso, no, ma fagli un cartello, visto che vede bene, dovresti ecco, mi stai un impedendo. cartello per dare i suggerimenti. Vabbè, è andata così anche per loro, insomma, Marco. Adesso vediamo come vanno i prossimi, quindi vediamo il prossimo cubo virtuale e poi lanceremo un altro proverbio e altre parole in friulano. Enogastronomia, parliamo della gubana che prende il nome dalla parola slava guba che significa dolce, piega, uva passa o chiocciola. Non è chiocciola, anche Attimis ha sbagliato.
perché significa piega, giusto? Sì. Quindi era anche la risposta a tranello, come si dice in spartalian, perché effettivamente dopo in furlan, come anche per dire la chiocciola, si dice la gubanutte, la gubane. A perché la gubane che ben sapete, quindi che è dolce, fa di paste dolci lievitali con denti, coccole, spinoli, limone, zucchero, schnappe e duce che avete voi, tipico da vals dal natison che veniva fatto per grandi feste, appunto è queste paste che vengono rodolate, quindi pleate su se stesse, e dopo vendate queste forme di chiocciola. Quindi il termine originale però sta a indicare la plee che veniva fatta a paste. Dopo ovviamente noi sento un termine nostri, era un termine slav, noi abbiamo adottato questo dolce anche come uno dei tanti nostri dolci da nostre tiere, visto che noi in queste tiere un po' cacciapate tradizioni austriache, slave e anche dal resto dell'Italia, quindi noi come diciamo per indicare la chiocciola tabain di gubanutte, di gubane, in realtà che il termine lì indicava la plee che chiappava queste paste di che buonissimi dolci. Buono, sì, lo mangerai un pezzettino, adesso vederlo lì nella foto. Se tu svolti in video dopo su da me a mangiare una fede di gubane. Vedremo, vedremo. Cosa c'è? Lo chef qua. No, ma se tu mi inviti a mangiare il risotto, vengo prima da te a mangiare il risotto, però, eh? Bene, quando voglio. Tu hai una strada in Ticlugni, perché tu da là prima attimi, dopo vengi su a tu miec, forse... No, ma infatti sto meno ad andare fino a Attimis, che poi loro mi fanno tutti i dolci con le fragole, lamponi, sto bene anche lì. Quindi andiamo avanti e andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Però sono a dieta, quindi non vado da nessuna parte. Territorio. Quale comune ha chiesto nel 2006 un referendum con un referendum di passare in Friuli Venezia Giulia? Cinto Camaggiore, Smarto Burnic, speriamo sia così, Longarone e Godega di San Urbano. Schiacciato. Bravi. Sì, no, ma stavolta ti sento. Allora, è pensionato, va in giro in tutti i comuni e frazioni e anche questa volta hai dato la risposta esatta, no? Perché conosci... Beh, Cinto sapevo che Sapevi. è ancora in attesa, per dire la verità, di una risposta. L'hanno fatto prima di Sappada. Sì, è vero, bravo. Andiamo avanti con il prossimo quiz e poi lanceremo il nostro secondo proverbio della serata. È il cubo sorpresa che vale più punti e più tempo. Parliamo di un personaggio del passato, scrittore, classe 1930, figlio di un sarto e di una maestra, in vita ha pubblicato 33 libri. Sergio Maldini, Paolo Pasolini, Marco Salvador o Carlos Ghosn. Avete ancora 19 secondi per pensarci. Ed è Carlos Ghosn. Bravi, di cui dovremo avere anche una foto prima di... La vediamo prima di andare a lanciare il proverbio ed è proprio lui. Bravi ragazzi di Attimis. E invece a questo punto dobbiamo lanciare il secondo proverbio. Ebbene sì. Lo lanciamo, però non sappiamo qual è la situazione. Chiedo alla regia di mandare il proverbio, che sarà comunque Attimis a rispondere. Tanti io dico il proverbio, quindi il secondo proverbio che andiamo a proporre è che bisogna plea l'arbul quando è giovin. Quindi come simpi, soprattutto in questo caso, non domandiamo una traduzione letterale dal proverbio, ma il significato che sta da ora che è il proverbio. Quindi il proverbio in nate speraules. Quindi bisogna plea l'arbul quando è giovin. Possiamo vedere con la regia il punteggio delle Proloco? Perché, per vedere chi è in svantaggio e chi risponderà per prima. Casarsa 55, Attimis 30, quindi Attimis darà la risposta per primi, darete la risposta per primi. Quindi avete il tempo della pubblicità per pensarci, poi ritorneremo in studio, mi darete la risposta, se sarà sbagliata daremo a Franco e alla Proloco di Casarsa di rispondere, la possibilità di rispondere, ma poi parleremo delle vostre iniziative e ci sarà ancora il gioco in friulano, quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo. Eccoci qua, bentornati allo Sapevo, le Proloco di Attimis e Casarsa in studio questa sera. Ci siamo lasciati con il secondo proverbio in friulano, allora lo rivediamo, lo rilegge il nostro
Enrico Radivo. Allora, il secondo proverbio che abbiamo proposto noi è che bisogna pleare l'arbol co alle giovin o quanca alle giovin. Domandavi anche in che caso, sono tutti in che caso, partendo dagli amici di Faedis, qual è il significato di questo proverbio, quindi non è traduzione letterale. Marco, che cosa avete pensato voi? Allora, per noi bisogna educare e insegnare già dalla giovane età, cioè da quando si è bambini bisogna già indirizzare con l'educazione e l'insegnamento la strada giusta. C'è detto tu? No, in questo caso ci resti di no, perché la loro risposta si basa sull'educazione. E quindi non va bene. No, non va bene. Quindi adesso Franco, che vedete per problemi di udito si è avvicinato in maniera proprio... Sì, perché problemi. Non hanno visto da casa, ma ho visto io. Comunque, hai sentito bene? Sì. Però vedi che si rigira perché No, non è no, convintissimo. Prova a darci la risposta allora, Franco. Che bisogna fare subito. Sì. Bisogna risolvere i problemi all'inizio, insomma, quando appena si presenta. In questo caso la risposta è giusta, quindi... Hai sentito bene, allegria! Il significato è un significato tanto generico, quindi che dai problemi, che dai difetti, quindi stava anche l'educazione, ma la vostra risposta è un tic masse. Attenzione, arriva l'assessore del comune di Attimi. Nessuna polemica riguardo al proverbio, ma Attimis non fa Edis. Ah, sì. Perché ho detto Faedis. Giustamente Chiedo l'assessore. scusa. Amici di Faedis, collaboratori, ma Attimis. No, ma io ho detto Faedis, quando? Lui. Ah, lui, non io. Ah, meno male. Ha detto Faedis lui, boh, meno male. No, perché ho detto, io non credevo di aver detto Faedis, ma non si sa mai. No. Franco, tu che senti bene, no, cosa l'ha hai detto lui. sentito? L'ha detto lui. Cosa hai sentito tu? No, ha detto lui. Ha detto Faedis. Faedis? Boh, allora, guarda, io di Franco mi fido. E quindi se dice lui, boh, ma ci sta, insomma. Ci sta. Che ti sì. sbagli, insomma. Può sbagliare anche il filologo si sbagli. Va bene, 5 punti allora conquistati da Casarsa. A questo punto io partirei subito con il gioco in friulano perché poi ci sono tante iniziative delle Proloco sotto Natale di cui avremo il piacere di parlare. Quindi partiamo con il jingle tra due lingue e io preparo le buste che poi sceglieranno. La 3 o la 4? La 4. Questa. Preferireste dal friulano all'italiano o dall'italiano al friulano? Tutti Ma e è due. bello che risponde l'altro per te, compagni, no? Dai, faccio tutti e due, così mi prendo un po' di punti qui, un po' di punti là e tiriamo su un po' le sorti. Allora, in questo caso tu hai scelto dall'italiano al friulano, quindi io le dirò in italiano e tu in friulano, va bene? Va bene. È così. Allora, partiamo dalla prima parola che è frumento, Formento, mais, blave, fava, fave, fagioli, fasui, broccoli, broccoli, peperoni, pevarons, piselli, cisarons, rapa, ras, giusto, sedano, selino, pomodoro, pomodoro, no, frumento, formento, mais, blave, fava, fave, fagioli, fasui, broccoli, peperoni, piselli, cisarons, ras, sedano, sedano, pomodoro. Oh, non mi- pomodoro. no. Non so. Tempo scaduto. Tomate, Allora il tomate. Tomato. tomate. In furlano chiaramente i tutti diceranno, ma io dico pomodoro, anche io dico pomodoro. ma Ketchup. Il termine in furlano al sarese il tomate. 9 su 10 bravi Però bene, comunque, sì, molto bene. Peccato per l'ultima. Franco!
Sapevi pomodoro, tu come si No, dice? no, sono onesto, Non lo sapevi. avrei Vedi. ceduto. Allora, questa volta le dirò io in friulano, tu in italiano, Franco. Alzo un po' la voce. Boh, ma avrei fatto una visita, mi hanno detto che ero No, a posto. no, ma sei facilitato dal fatto che le puoi anche leggere. Ecco, quindi siccome hai una buona vista, approfittiamo, insomma, delle tue qualità, no? Allora, partiamo con la prima parola che è siespe. Susina, Siespe. prugna, Ecco. Piersul. pesca, Baracocul. pescanoce, Armelin. albicocca, Pignate. Vedi che sei sì. pentola, Col troppo sì, facile. col sì. No, è che pensavo, beh, Cheat. ciotola, No. scusa, Sierpe. Siespe. prugna, Piersul. pesca, Baracocul. pescanoce, Armelin. albicocca, Pignate. pentola, E cheat. scodella, sì, 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 va bene, va bene. Gnotul. pipistrello, Ciare. O chiare, io dico ciare. capra, Piore. pecora, Rock. rock è il rock è il coso, il maschio. Tempo scaduto. No, è il coso, il maschio della È il pecora. montone? Sì, il montone. Capiti, l'ho detto io. No, ma stavo dicendo, era il maschio della pecora. Sì. Vabbè, ho capito, ma vedi il montone. Bon. 9 su 10, beh, è andata, Lo è sapevi? andata. Lo sapevi, eh? Allora, mi ragazzi, veniva Franco, niente, Franco, silenzio che adesso parliamo delle vostre iniziative. Partirei da Attimis, abbiamo diverse fotografie anche di Casarsa, ma partiamo da Attimis per raccontare tutte le vostre iniziative partendo da Natale. Allora noi come Proloco organizziamo nel mese di dicembre una manifestazione che prende molti altri eventi, che si chiama Attimis il presepe nel presepe, il paese nel presepe. E in queste iniziative sono innanzitutto l'esposizione di numerosi presepi nelle vie e nelle piazze sia del capoluogo che delle frazioni. Qui devo anche dire che ci sono anche le altre due Proloco, la Proloco Amici di Porzus e di Subit, che anche in queste frazioni espongono dei presepi che sono anche monumentali. Li abbiamo visti, ma poi ci sono dei piatti deliziosi. Sì, questo a partire dal 10 fino al 9 di gennaio. Sì. Invece il 22 e il 23 di dicembre facciamo il Giro Presepi e le ricette della tradizione. Questa iniziativa vede sia nelle frazioni che nel capoluogo un giro simbolico con cornamuse e accendiamo anche i presepi, simbolicamente chiaramente, i presepi nelle varie località e nelle varie tappe ci assaggiamo delle ricette tipiche natalizie. Buone, l'ho visto. Qui è un assaggio chiaramente. Poi proseguiamo per chiudere l'anno il 28 di dicembre con la manifestazione Premio Notte di Natale, che è una manifestazione che chiude sia l'anno e raggruppa tutte le associazioni del comune, tutti i bambini, ci sono dei concorsi, dei presepi che fanno i bambini sia dell'infanzia che delle primarie, e viene dato ogni anno questo premio che è dalle associazioni ai volontari del nostro paese. Quindi negli anni si sono premiate tante persone che hanno dato una mano e che hanno fatto qualcosa nel volontariato. Inoltre ci sono anche degli attimensi che sono usciti da Attimis e hanno fatto qualcosa al di fuori del nostro comune e anche questi sono stati premiati. Quest'anno abbiamo scelto di non fare questo premio perché con la pandemia è stato un po' difficile un po' tutto e quindi riprendiamo però questo appuntamento perché è un bellissimo, già da quasi 25 anni si fa questo premio.
Per cui le nostre iniziative natalizie sono queste e poi ripartiamo alla grande con il prossimo anno con le altre iniziative, tra cui la più famosa è la Sagra delle Fragole dei Lamponi, che sarà fine giugno, inizi di luglio, 2 weekend, a cui aspetteremo tutti e chiaramente Casarsa È invitata. è invitata. Bravi. Grazie. Allora, per la Proloco di Casarsa appellerà Maurizio delle iniziative, giusto Maurizio? Sì. Abbiamo delle foto anche vostre, quindi raccontaci un po'. Anche Casarsa, come penso tutti gli altri paesi, durante il periodo di Natale è ricca di eventi e di manifestazioni. Noi abbiamo già iniziato, come ha fatto Atimis, con i primi di dicembre, con i mercatini a San Giovanni. Oggi nel pomeriggio c'è stata l'esibizione del coro gospel in piazza Casarsa. Poi nella settimana dopo Natale ci sarà il 29 presso la cattedrale di San Giovanni il concerto della corale casarsese. Per quanto riguarda le foto, ecco, qui viene rappresentato il premio, o meglio il concorso Filari di Bolle che si tiene durante la Sagra di Casarsa, mentre durante il periodo natalizio anche noi abbiamo allestito una serie di presepi, uno nel capoluogo e l'altro nella località di Versutta. Il panorama degli eventi, come per tutti i comuni della zona, è ricco. Si concluderà poi con le foghere, una nel capoluogo a Casarsa presso il laghetto dei pescatori e l'altra a Versutta. Il centro Pasolini, che qui avete visto rappresentato da una fotografia, sarà tenuto aperto anche durante il periodo natalizio ed è gestito dall'ufficio IAT di Casarsa attraverso i volontari e il gruppo di collaboratori della Proloco. Quindi diciamo questa settimana o questo mese di eventi si concluderà poi con la sagra, col ritorno della sagra a Versutta e la sagra di Sant'Antonio, che così è una tradizione, una sagra che si tiene all'interno di un capannone, una tradizione invernale, mentre noi come Casarsa il nostro fiore all'occhiello sarà la sagra del vino, prossimo verso 24 aprile ai primi di maggio. All'interno della sagra del vino, come ho detto prima, ci sarà il concorso Filari di Bolle. Quindi come tutte le Proloco siamo impegnati in questo periodo, ma anche durante tutto l'anno. Ecco, io approfitto del microfono per fare gli auguri a te, a tutto lo studio di Telefriuli e a tutti i nostri compaesani che spero ci vedranno questa sera e gli amici di Atimis. Grazie e buon Natale a tutti. Tanti auguri di buone feste. Siamo arrivati alla fine della puntata e dobbiamo capire chi ha vinto questa gara e chi quindi andrà ai quarti di finale. Vediamo chi ha vinto questa puntata, chi va ai quarti di finale di Lo Sapevo. Vediamo. Siamo pronti? Atimis 39 e quindi passa Casarsa con 69 punti. Bravo! Franco, complimenti! Hai studiato, è stato bravo, cioè, a forza di leggere... Mi hanno aiutato tanto. E sei stato aiutato da tutti i ragazzi anche. Quindi voi tornerete qui in studio. Atimis, noi verremo a mangiare invece i vostri piatti. Sì. Sicuramente vi aspettiamo ad Atimis. Anch'io faccio gli auguri di Natale. Come avete visto siamo natalizi già da adesso e quindi tanti auguri a tutti i telespettatori, a chi ci segue e ci ama, ai nostri collaboratori volontari che sono indispensabili per fare qualsiasi cosa e a tutti i volontari del Friuli Venezia Giulia e delle Proloco regionali. Facciamo un applauso sia a tutti i volontari e a voi che fate tanto per il vostro territorio. Grazie anche a Enrico Radivo. Grazie a Watis, gli auguri da Filologica arriveranno alla prossima puntata, che sarà che di Nodal, quindi... Gli auguri di Enrico Radivo arrivano oggi, però. No, che sei stato usare Ringway, ovviamente da per me, un augurio a tutte le Chiarnie, a tutto il Friuli, soprattutto alla Chiarnie,
a tutti gli arniei che ogni viaggio che mi chiati in attor mi domandi di te Alexis, perché tu sei Cosa sono? Attento. Tu sei tutti mi domandano di te, comunque tu sei, comunque va io, quindi... Tu parla bene, di che sono più magra, assolutamente che sono più alte, sì, insomma, di tutte assolutamente ste sì, cose. quindi auguri a tutti gli arnieli, a tutti gli amici, a tutti che ci domandano sempre di queste bellissime trasmissioni. Bene, io ringrazio la regia con Francesco Snidero, Chiara Miscoria, Martina Beraldo, grazie a tutti voi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!